60 operatori a confronto con le offerte del territorio. Dal 26 al 28 marzo il Castello di Monselice ospiterà la 3 giorni della Borsa del Turismo Incoming Veneto per ripartire da quello che deve tornare a essere il primo motore dell'economia della regione dopo 2 anni di pandemia e nonostante i timori sul fronte internazionale. Sono proprio cambiate le esigenze del turista e soprattutto sono cambiati gli obiettivi con cui il turista arriva in provincia, arriva in città e visita i luoghi a noi più cari, insomma per noi più emblematici e devo dire che dobbiamo anche noi fare una così riconversione del concetto di turismo e di come ospitare i turisti nella nostra provincia. Un rilancio che vede Monselice città vetrina per un intero territorio, dai Colli Euganei alle Terme. Il turista non può venire un giorno dalla mattina alla sera e dopo andare via oppure stare 3 ore, deve godersi, deve vivere l'esperienza del territorio, non deve essere più un escursionista, ma un vero attore, parte del territorio quando viene da noi. Ecco perché io lo vedo come un turista, tra virgolette, del territorio.